con noi adesso Raffaele Padrone, dirigente del sindacato FSP Polizia. Buonasera, grazie, Padrone. buonasera a voi, grazie ai telespettatori. Con il quale volevo ovviamente commentare questa bella operazione, no? La notizia di queste ore, l'operazione Il Blitz, orchestrato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, che ha in qualche modo stroncato queste infiltrazioni camorristiche nella zona, insomma, dell'Alto Adriatico. Sì, innanzitutto facciamo subito un plauso agli operatori che hanno lavorato. Queste sono indagini che non sono indagini di ore né di settimane, ma di mesi, quindi veramente un plauso ai colleghi che hanno operato. Questo però mi dà lo spunto per iniziare a urlare quello che dico da anni. Quando io dico che nel Friuli occidentale, nella nostra regione, la mancanza di personale è un grave danno per quanto riguarda la sicurezza, il comparto sicurezza, non lo dico per niente. Significa che anche il nostro territorio, come disse tra le altre un vecchio questore che passò per Pordenone, che anche a Pordenone c'è la mafia. Quindi non dobbiamo pensare che la mafia sia solo gli omicidi per strada che vediamo o nei film o nei telefilm o succedere nella realtà in Sicilia, ma la mafia è introdotta negli appalti, l'abbiamo visto, è introdotta in queste operazioni. Dove ci sono i soldi, no? Bravo, perché? Perché al nord? Perché proprio ci sono i soldi, cosa che magari viene meno nel meridione per tante problematiche. Allora nasce spontanea la domanda: ma la nostra è un'isola felice? No, non lo è. Questi sono gli esempi. Vediamo che un paese balneare... È la cartolina di un'isola felice. Esatto, bravo direttore. Perché se noi pensiamo a una piccola località che si riempie solamente nel periodo estivo, quale Bibbione, e vengono affrontati i commercianti in quella maniera, magari picchiati e magari con una richiesta di pizzo, io credo che le cose ci devono far riflettere, devono far pensare agli uomini della politica, ai nostri dirigenti del Dipartimento, che anche in Friuli e anche in Veneto servono gli uomini. Soprattutto nelle località balneari dove ovviamente si raccolgono flussi di denaro importanti. Esatto, perché anche quest'anno, vede, anni fa, parliamo degli anni 90, c'erano delle aggregazioni che iniziavano a maggio e finivano fine a settembre. Quest'anno iniziate a luglio, finite al 20 di agosto. Fate voi. Senta, l'altro giorno è stato ospite, è stato in visita qui a Pordenone Giorgio Mulè, il sottosegretario alla difesa, no? Il quale ha parlato dei problemi legati alla rotta balcanica e anche a questi nuovi flussi migratori che sono attesi, insomma. Ha annunciato che gli effettivi dell'esercito verranno aumentati di altre 50 unità qui nel nostro territorio regionale. In realtà andranno 20 a Trieste, 20 a Gorizia, 10 a Udine e 0 a Pordenone, perché Pordenone comunque è considerata retrovia, almeno geograficamente sì. Lo è. Ma al di là di questo non pensa che comunque servirebbe anche un coordinamento per arginare questo fenomeno tra Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno anche, no? Sì, ma questo, guardi, dicevo parecchie volte nella domanda che quando sono passati i ministri dell'Interno per la nostra città e per la nostra regione avevano promesso uomini, avevano promesso militari, avevano promesso equipaggiamento per far fronte a questo fenomeno. Qua ci dimentichiamo che è dagli anni 90 che va avanti questo flusso migratorio nella nostra regione, con l'indicazione addirittura di qualche istituzione dell'estero che gli si dice vai per di là e non andare per di là. Perché lo dico sempre, se abbiamo trovato e ci sono i sentieri dove questa gente passa, dove questa gente lascia il loro materiale, i loro rifiuti, e all'interno di questi ci sono biglietti di autobus, significa che queste persone in altri stati tipo Slovenia, che confina con l'Italia, vuol dire che queste persone sono salite sugli autobus ed è impossibile che nessuno li abbia visti. Quello che mi dà fastidio. Allora, quando noi parliamo di polizia ai confini, di militari ai confini, innanzitutto il numero
perché i confini, mi pare, della Slovenia con l'Italia non siano di 3-4 chilometri, ma di decine di chilometri. Quindi se metto una macchina a destra non la metto a sinistra e non la posso mettere in centro. Quindi quante persone? E questi militari con che autorità? Questo è il problema. E una volta presi, che comunque ce li dobbiamo ottenere. Bene, grazie Grazie Raffaele a voi. Padrone, appuntamento con lui alla prossima settimana. Grazie a voi ancora. Aggredita una lavoratrice dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari e una coppia di passeggeri diretti a Londra non voleva esibire il Green Pass. I dettagli nel prossimo servizio.